Uscì con tis de calurs con 35 gradi anche città, là svanisce più o meno circa 8 cm ghiaccio al dì. Qua in Ucino Steins avanti una profondità del ghiaccio di circa 280 metri. Che vuol dire che questo del ghiaccio svanisse fino all'anno 2100. Hai aduna conosciuto le prognose e dessa via che els vedrets che regen svelt in avos, muossa che vets quan svelt che qui va fa schon mele al cor. Ils vedrets sun per morir, per svanir, ningun dubi. Fats, comprovats, con quais de viver, in grigion, ma co? 4 vedrets, 4 visitas. Sul vorab, in giò il vedret es il motor economic. Sul mortarac, ci des diventar un esempio per tot il mond. Pro il vedret de Lisciana ci desbiamo un fazzolet anche in una gonda. Questa sta non va più bene. E su, sotto il palù, in giò c'è da fare il vedret pers, va a sperdere. Quella leva là. Quella leva è là. E là c'è appunto tutto il pezzo un po'. Sco una lunga leu alba tenge il vedret pers dalla val fin su sotto il piz palù, naif e glatsch in abbondanza. In giò scena qua para il glatsch etern. Quando sbagliata c'è questa impressione es, mossa una gita con 2 guidas de montagna. Jace Negler ci conosce la regione da spö passa 50 anni e Stefan Felix erel da spö 30 anni in montagna. Se deve già qui questo grip. No? Quello era tutto guarnacqua, tutto. Enorme. Il vedretino la via. Se vedo da Gamesfreiheit, die Fuji das Vermögens. Vado fare una corsa qui, la corsa di Avolezza, sì. E ora non è più piste, non fanno più piste, da un buon senso. Poi sono moirioma, allora va tutto appunto scoda stai. Ma i marcano bene, no? O non marcano nulla, non vengono marcati. Che creta fatta qua? E non sono state. Una spira fidata. Sì. Sono state blere volte, sì. E insomma, i giovani un nas, e là aveva sui stipi, e ora da mangiare il vedrete vai in avanti, sul spie è nu mein stip, ora puoi camminare su da là. La differenza della prima volta all'ultima, quella era frappante. È niente più platta. Non è più platta. E ora se va a mangiare, c'è il grip, e fa il punto più alto, a sinistra. Quello non so, Il più alto era questo bel vedretto rotondo, quello era più alto col pizzo a sinistra. Ora sto dando un chute col spelo sul pizzo. Vedete, là svezzano 3 persone, svezzano là. Ja, c'è una ditta mai, c'è per certe route, Spidel bianco, e se son bler mein liot. Là aveva stuo visto tutti i tempi. Sì. E da forza mi dà erce la guida, di blere route, pille con sai una persona o 2, e giù noi avevamo con 5 vida la sua, no?
Ja, es ist eine causa il privo, causa la situazione, non potendo tornare più con una o due persone. Qua è 50-60 anni che conosco la regione qui e per fare la gita sul Bernina si è quasi una via tot fino a un rifugio Marco e Rosa ci si recata su quella forca là da Sper alla Crasta Giuzza. Quella volta sono arrivato su appunto avanti 50 anni o da più al guardia Ciamona era da vola Ciamona con un sapunin che aveva io al glaccio perché c'è al vadret niva io contro la Ciamona e smaceva ed era prima che il smacesse al glaccio smacesse la Ciamona o rompesse o fece la Ciamona e qua era su non so se era 2 o 3 metri sotto il mine e l'ultimo anno della penuglia. Ah, io adesso arrivare qui. Ah, io c'ho. Qui. Ah? Hast du gewiss, finché ne ho scenas? No. So, no. E sognome come se biade una volta io da qua. Il vadret toccava. Toccava? Sì, Tu sai qui il vadret pers. E lui sta qui sul vadret a Mortaracci. Questo è un io gli otter. Sono separati. Als 2 vadrets. Per me è un momento efficace emozionale perché hanno fatto qui un esame da glaccio. Da scoguida si sta fare un esame alla fine. E là erano questi 2 vadrets proprio insieme. E nabe insieme, per sé, quel vadret da pers, quel che faceva uscire fermo, ci deve paraiz, spessas, paraiz, 20-30 metri sotto. E si mettere avanti. Se non rampignevano qui anche il glaccio, adesso è da vecchio. Ma era non so quando era fici lunch, a vera che c'è tutto a sbassare, a vera la morenuna la via e tutto. Ma io sono triste, è vero, lo sai, perché qua è la situazione. E non veramente bene anni, non potuto giocare als vadrets, non ricordo tutte queste rotte qui e su. E ora, un po' male vita, che questi giovani hanno un po' da cercare nuove vie. O su sulla Ciamona da Lisciana questa sta. Sco un fazzolet alb in mezzo las gondas las restanzas dal vadret da Lisciana. Intantamo. Al pezzo da sia leua lavorano 2 appassionati, la guardia Ciamona Ursula Hofer e il glaziolog Felix Keller. Das ist, Was das Fließ das ausmacht. umrechnet, das ist das fast im Sommerverbrauch, was da noch Wasser ist. Ja, der Link. Ich weiß, che da lunch con giant che plachas serven per coprire
Vadret, tu c'è algo al glaccio un po' in da mai. E nus vogliamo sviluppare in avanti questo sistema, uscire poi a giudare alle Chamanas. Ich glaube, solange ich da bin, wird es wahrscheinlich den Gletscher schon noch geben. Aber der was dann nach mir kommt. Und einfach die Hütte ist so, gehört so zur Gemeindeschule dazu. Und wenn man sich vorstellt, dass die nur wegen dem Wasser jetzt einfach nicht mehr gäbe, das wäre schon schlimm. Das ist für uns halt auch ein Riesenaufwand, wie man sauberes Wasser kriegt. L'aua del Vadrec giura la gestione della Chamona. Una vancina da Chamonas in Svizzera sono dipendentes direttamente dals Vadrets. Uscea la Chamona Lisciana. Das Verständnis von Mitteleuropäern ist immer nur so, Wasser ist was Selbstverständliches, über das denkt man nicht nach und das gibt es einfach. Simpel non es nulla su qua, neanche cucinar tè. Wir kochen jetzt Wasser für einen Mauschtee. Das ist ein Topf mit 22 Liter. Den bringen wir jetzt zum Kochen. Wenn er kocht, sollte er danach eine halbe Stunde stehen. Dann kann sich der Sand absenken. Dann wird das saubere Wasser oben weggeschüttet. Das mit dem Sand kommt weg. Und mit dem sauberen machen dann Mauschtee. Aber das Problem ist eigentlich das, wenn der Gletscher nicht mehr da ist, gibt es ab Mitte Juli im Durchschnitt kein Wasser mehr auf der Hütte. Und was macht man dann? Oder? La soluzione vegno da ciel, con brav sustain del glaziolog. Nus essen ser landvia stupgers, nus potessen ser nutrir il vadret con naif de lavines, quicce que fussin una metoda fitch con be poch guasts e ci funziones be con la giuta la natura. Forse che nus podens channeliser las lavines, lura sun un sur l'altra, e se avessens lura per exemple 10 meters naif, questa naif non svenis più, e quet fus un futur per il vadret. Las lavinas pavlesni il Vadret e quel rives da studer in avenir la site della Chamona Lisciana. Senza quist sustain, dice Felix Keller, sarà il Vadret svani in 4-5 ans. Il Vadret dal Fora è una ferma putta l'economia della Reinalva. On per on viene l'ova sotto una coerta alba da 20.000 metri quadrati, perché sai fiderce per la stagione d'inverno. Vers la fin d'agost, començament de settembre, ven rollada su tot la coerta d'arce, stribla per stribla. Ils de la Reinalva han da fatta sviluppar agens indrits tecnics per poder dar la ciura maximala a lor Vadret. Uscea is preservada la coerta da naif da d'una coerta sintetica ed il sulai non riva da magliar davent tot il material quastaivel per las pistas. Schon vor kommen wir lewa. Mer scen in jamna, wenn sie in jamna pitar ku spesie da. Asin meter ni de plea la tezze che io asel glach. C'è scor classe un bujo. Vai si che o se gira in gaboplina e la pleunca a giù che o se bopli glach.
Forse in Svezia cambia neve, quindi se ho la giugno, salva in quella lavoro. Lo fai già nel piacere, Svezia c'è chi non faccia. Poi che alla pleunca, quando sto sciauendo tot, vedo la greppa, vedo le suren giù. Ci vai a tirare un verno un po', che vengono circa 8 metri di neve. Perché non si appena così qua. E che quels maus che sul ghiaccio, quel scende già sempre raddrizzare tutti. Per qualche lei al giorno regni. Esatto, al dena massa lavoro. Grazie alla cura minuziosa può cominciare la stagione su pista più dura, ma quando lanciamo? E greve G. E quella che sta non sicuro in una gamida olo. Sai lo può c'è chi fanno. Tutti sanno al buco Claudio una, vero? Ma voi si ne detto lavoro. Nein, dat valt zeep door een oefensekkel, de zon dat onder door. Nu weer een snoep van zongen weer aan gaat. Für die Luft geben, meinst du? Ja, direkt fast da. Riesen. Fazzulet ven tot in tot be per 2% del forab e quai da spöil 2006. Il stess trattamento squisit per ils vadrets daia sulla diavolezza il Corvatsch, i Luri, las Alps Bernaises o l'ura in postüter in Austria. Il Mortaratsch, il gigant dels vadrets grigions, passa 1 kilometer cubic pur glatsch. El, algo ad un alguare podesse esser svani la fin da quist centiner. C'è il Mortaratsch va ad aua a inspirare ad un'idea temeraria. Senza naif non daien in un glacier, di mena, per cena pavlare il vadret con naif per ce possa crescere. Per questa visione dal tot, Felix Keller, glaziologo e magister all'Accademia Engiadina a Sameden. Il Mortaratsch des Viver, il progetto non per quai Morta Life ed l'imprometta Blair. Noi abbiamo già produit certe scucce coi quartes ora anche la regione di Mortaratsch con Morta Life e senza Morta Life. Qua in Oceano Steins avanti una profondità del ghiaccio di circa 280 metri, il che vuol dire che questo ghiaccio svanisse fino all'anno 2100. E se non fanno Morta Life, allora avessero anche di una ghiaccio. Hai tutto il possibile, e se quei grattaggio fosse quei belli, e se quei non grattaggio, allora posso almeno dire che i fans hai del prova. Il Mortaratsch desnir pavlà durant la sta con naif artificiala e quai all'ingrossa, su 1 chilometro quadrat con spettacolares 30.000 tonnes naif al dì. Quacituna da utopies da d'un scienzià a fin già sorni vent sot las alas. Felix Keller, instancabel, accettà partenaris e 2,5 milioni di francs per sviluppare un progetto da pilot. Il progetto l'aua persa del vadret ven sbrinzlada con aer comprimi in avò sul vadret e crodes con naif e quai or da 7 linges grosses ci sun pendudes sur tot la val via. Also, wenn ich sogar giusto sulla grafica che hanno Meltwire, questo filo che nos zains ci misura quanto ghiaccio ci svanisce al dì e se guardo su in questo Meltwire allora vezzi da 952 fino a 610, also questo steht sun finossa svaniert 3,4 metri ghiaccio. Il progetto da Felix Keller e sis partenaris or da scienza ed industria è unico sul mondo, salvar glaciers. Qui avanti possiamo essere su con calcolazioni che noi siamo capaci di frenare il svanire del vadret significante. Questo vuol dire che noi possiamo salvare circa 100-200 milioni di tonne di ghiaccio e questo è già una poca.
A praticamente è qua in der Gut sind in una platta cioda. Precis. Quando non è più in guat in una platta cioda, ma questo guat può essere per certi umani molto importante. Aiutare a salvare vadrets non è per bel, ma per quelle regioni sul mondo che non survivono senza l'acqua dels vadrets. Che ci vuole dire sur questo mar de silenzi pendessen linges e tecnica per cruci traviers. Noi stiamo decidendo che il paese vuole essere il primo paese del mondo che sta salvare vadrets una e siamo pronti a dare su uscire con trecce che noi abbiamo per sviluppare questa tecnologia. La chanza, che il requiem che Felix Keller suona, non è per il mortarac, è di mena intacta.